Don Luca Favarin, percorso Vita Onlus. Possibile incontro pubblico con tutte le associazioni della Regione Veneto sul tema accoglienza. Sì, questo era ciò che noi, dopo la manifestazione di maggio, dello scorso maggio, ci eravamo detti. La risposta bella, positiva, culturalmente elevata di quell'incontro ci ha stimolato un rapporto di rete con altri enti, con altre realtà, per cui questa collaborazione è andata avanti, e la proposta che noi stiamo maturando in queste settimane, in questi mesi, è quella di creare un punto che poi concretamente sarà un momento, un evento di raccolta un po' di tutte le persone che nel Veneto credono nel valore dell'accoglienza e desiderano aprire le porte della mente, del cuore e poi quelle pratiche nell'accoglienza. Quindi un Padova accoglie perché Padova è ancora capace di accogliere? Sì, Padova è ancora capace di accogliere, il Veneto è ancora capace di accogliere, perché Padova e il Veneto credono che alcuni valori come la solidarietà, l'accoglienza, ma anche la legalità, la giustizia, la pace, siano valori non negoziabili e di fronte ai quali noi non possiamo discriminare nessuno. C'è stata la polemica Chiesa-Lega. Comunque penso faccia piacere che la Lega abbia risposto alla centralità romana: ascoltate i preti, quindi è valutato e apprezzato il vostro impegno. Ma credo che la polemica, appunto, vescovi e Lega, ma probabilmente sono modi di pensare diversi e probabilmente sono atteggiamenti e punti di vista diversi di un unico problema, che è appunto quello degli immigrati, della migrazione, di questo fenomeno così complesso in questo periodo. Certo che a me fa pensare, quando noi iniziamo a mettere in discussione valori come la solidarietà, perdiamo il senso della fraternità. Io ricordo anni fa, se noi dicevamo siamo tutti fratelli, tutti erano d'accordo. Se lo ripetiamo adesso, probabilmente non c'è una uniformità di pensiero. Significa che qualcosa è cambiato. Se noi iniziamo a mettere in discussione valori profondi, radicati nella nostra fede cristiana, ma prima ancora nella nostra umanità, diventiamo meno umani.